Presidente, l'inizio della 13ª legislatura oggi con l'elezione del Presidente Bordin, tutto secondo le previsioni. Sì, sono contento che si inizi finalmente a mettere i freni in acqua anche in Consiglio, con il Presidente, i Vicepresidenti e i segretari d'Aula eletti. Ci rivediamo per poi la seconda seduta dove farò il discorso programmatico e presenterò alla Giunta, e a seguire verranno costituite le commissioni in Consiglio, e quindi si ritornerà a un periodo ordinario dove dovremo portare avanti anche gli impegni presi nel programma. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione. Al di là del programma, comunque il Presidente Bordin ha sottolineato anche i rapporti con la minoranza e soprattutto la correttezza che ha anche contraddistinto la campagna elettorale. Sì, mi auguro che possano esserci questi rapporti costruttivi, da posizioni ovviamente diverse, ma che possano guardare all'interesse generale dei cittadini di questa regione. Auspico sia così, ci serve disponibilità da parte della maggioranza ad dialogare con la minoranza, serve disponibilità da parte della minoranza a non mettere veti a prescindere, perché altrimenti non sarebbe una collaborazione, ma sarebbe semplicemente una battaglia prioristica che non vuole portare soluzioni, ma semplicemente fare chiasso.